Fa piacere, ovviamente per me è un'assunzione di responsabilità. Ringrazio i trevigiani per apprezzare il lavoro che stiamo facendo, però l'obiettivo nostro è quello di lavorare ancora di più, ascoltare ancora di più le esigenze della gente e lavorare per servire al meglio questa comunità, che è una comunità straordinaria, molto esigente, che però ci dà la possibilità di svolgere un lavoro davvero molto bello. Si schermisce un po' il sindaco Mario Conte, primo sindaco del Veneto per gradimento nel sondaggio del Sole 24 Ore. Si piazza al 7° posto assoluto. In testa c'è la sindaca del centrosinistra di Firenze, Sara Funaro. Questo è un risultato, dice Conte, che vuole condividere con la sua giunta e con i cittadini, ma anche con il lavoro che la Lega fa sui territori, l'unica ricetta per riprendere il terreno perduto. Non siamo primi, siamo settimi, è vero che siamo primi in Veneto, però abbiamo ancora ampi margini di miglioramento, quindi oggi pomeriggio chiamerò la squadra per dire rimbocchiamoci le maniche, dobbiamo lavorare ancora più sodo per questa comunità. Faccio i complimenti al Presidente Stefani, al Presidente Federica, evidenzia come la Lega sappia esprimere degli amministratori territoriali davvero molto forti e quindi se da qualche parte dobbiamo ripartire credo che siano proprio questi gli elementi su cui basare la ripartenza. Il neoeletto presidente Alberto Stefani entra in classifica direttamente al 2° posto, superando anche Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli. Davanti a loro solo l'amatissimo presidente della Puglia, Antonio De Caro. Per ora Conte si gode il primato veneto, conscio che i numeri contano, ma fino ad un certo punto. Al di là delle classifiche, il vero termometro è appunto il rapporto con la gente, gli abbracci, i saluti, anche le critiche e quindi per questo chiedo davvero ai trevigiani di continuare a sostenermi in ogni loro forma, che sia critica o che sia sostegno, l'importante è che continuino a voler bene a questo sindaco che sta davvero dando la sua vita per la città di Treviso. Nessun pensiero ancora per una poltrona a Roma? No, il mio pensiero unico è la città di Treviso che amo tanto, così come la mia comunità. Abbiamo tanti cantieri aperti e quindi oggi pomeriggio convocherò la giunta proprio per dire rimbocchiamoci le maniche, c'è da lavorare ancora più. Non siamo primi, siamo settimi e quindi abbiamo ancora ampi margini di miglioramento.